Buonasera, benvenuti. Ufficialmente diamo inizio alla nostra estate 2023 in progress. Questa manifestazione è la prima che stiamo dando sotto il nome nuovo della nostra associazione, perché ci siamo trasformati da Prodattilo a Prolocodattilo. Questa procedura l'abbiamo iniziata l'8 di febbraio, siamo ormai arrivati alla conclusione, siamo iscritti al Registro Nazionale del Terzo Settore, abbiamo fatto l'iscrizione anche all'UNPLI e domani avremo il decreto di iscrizione all'Albo regionale del turismo, sempre come Proloco. Quindi a tutti gli effetti ormai siamo un ente, associazione del terzo settore pubblico, che possiamo agire in maniera diversa da come si agiva come associazione semplice. Questo per noi potrebbe essere anche un motivo per migliorare le nostre attività per il territorio e far sì che tutti possano godere delle bellezze non solo gastronomiche, ma anche della bontà delle persone che abitano in questa frazione. Quindi noi stasera diamo inizio alla manifestazione estiva e do il piacere di dare il benvenuto alla società commedia del gruppo di teatrali che è l'Associazione Culturale Piccolo Teatro Siciliano di Trapani, che ci farà godere stasera, un bell'applauso, grazie, di una loro prova di grande fare come attori con La Rosa Gialla. Continueremo le nostre manifestazioni il 29 di luglio con una serata danzante con il gruppo musicale della Patrizio Sala Band. Continueremo ancora il 4 di agosto con un'altra commedia del gruppo Filodrammatica Fugatorese dal titolo L'Albergo del Silenzio. Ancora il 5 di agosto un'altra serata danzante con il gruppo musicale La Voglia Matta. Il 12 di agosto la commedia con il gruppo di artisti Viglioco, di cui siamo fieri perché non solo stanno con noi qua a Dattilo, fanno parte dell'associazione integrante, ma una buona parte sono dattilesi di attori che ci fanno godere del loro che bello regalo che mi feci mio figlio. Infine chiuderemo l'estate con il 13 agosto con una serata danzante con il gruppo musicale Ignazio Sugameli Band. Questo è quello che noi siamo riusciti a organizzare quest'anno. Non è facile, veniamo da una pandemia molto difficile che abbiamo superato ora egregiamente e quindi cerchiamo di rinascere un pochettino tutti. Quindi vi auguro di godere di questa serata e di apprezzare soprattutto la fatica e la capacità di queste persone nell'organizzare e dare a voi questa commedia. Grazie e buon divertimento a tutti. Buonasera. L'Associazione Culturale Piccolo Teatro Siciliano presenta La Rosa Gialla, commedia in 2 atti di Camillo Vittici. La storia si svolge in un condominio di una cittadina siciliana dove Carmela, la portinaia dello stabile, è una ragazza madre che sopporta da una vita gli insulti ed i commenti malevoli dei condomini, ossessionati dalla curiosità di conoscere l'identità del padre. Le situazioni accompagneranno gli spettatori in un piccolo giallo, tinto di comicità, ma con anche un pizzico di romanticismo. Vi auguriamo una buona visione.
vestiti come un mino t'aspetta. Avanti. Avanti. Lo panino tu pigliaste? Sì, sì. Ah, mi raccomando, stai attenta. Ciao. Ciao, ciao, vita mia, ciao. Sentiste? Compagnia picciriccia o pulmino. Dico andavi che c'è già, neanche proprio siamo tagliati a zero di tutti. E una ranne svergognata. Sandise. Mi fece perdere la faccia. Ci feci perdere la faccia, lettere meno. No, ma non mi stancato ogni giorno, sempre la stessa litania. Com'è? Un parlicchiù, Maria? Vedi che io la tua voce la conoscevo, sai? Ma tu a così sei d'altronde. E te la peggia e poi ti ritiri la mano. Ma stavolta, Maria, se non ti ritiri tutto quello che ha detto di mia, te lo giuro che tanta buona non ti finisce. Avanti, ripetilo al re che sogno una svergognata, una rovina famiglie. Dillo al re, forza! Parlava la principessa del Pisello. Senti, si fuggiò o qualche altro a dirlo, resta sempre lo stesso che tu che dicisti a tu, sì, una ranni svergognata. E allora se picchisse ti dico una cosa pure io. La finire di dire a mia figlia Vannina, la feci sola. A finire di fare la santuzza. Ma perché ieri sola quando la faciste? T'ha vista mettere la maschera, t'ha vista vergognare. Svergognata. Ma Ragione hai, ragione Rosalia, quando la feci sta piccirilla non era sola. E ora fosse pure ora che ne scisse fuori un nome di sto padre. Certo, curioso, non è vero? Vi piacesse che vi spiattellasse lo nome di lo padre di mia figlia Vannina e a così vi levassero questi sporchi dubbi che avete e stassero belle tranquille. Ma tiè, sta soddisfazione non me la dare a tutti noi e se avete coraggio scendete cassutta a dire soccorriciste Ventura, scendete. Ma perché? Scendete. Ma perché? Che ti pare che ne scandiamo a scendere? Maria, vieni con me a scendere, facciamoci a vedere cos'emo e con ne scandiamo a sta ranvogge, forte. Aspettami ne scale, aspetta che scendo appresso a te, va. Ora ne meno sogno pure forte. Ma veramente, chi sei un minimo che antiso finora? Perché la parola più frequente qual è? Zoccola, rovina famiglie, bagascia, chissà. Ma io saccio, sti complimenti non me li merito, ma poi perché? Perché? Un peccato di gioventù che mi regala una figlia meravigliosa. Id invece li Santa Maria Goretti non ne la finiscono mai ogni giorno di insultarmi. Ma io però la fare qualche cosa, ma a divertere a stuzzicarle, la fare a difendermi, la fare per la mia moralità e per la mia onorabilità. D'altronde io ho cose che mi appendere, mi so come appendere, non ho proprio niente di so come appendere. Avanti. Maria, Emonini, facciamo già vedere cos'emo, non scandiamo, avanti, vedremo. Sono quelli a visitare dire, avanti, forza. Io non so che capite di dire ogni giorno. Parlavo Sant'Agnesi, ci manca solo gigli in mano e poi puoi acchianare sopra l'altare delle chiese. E magari la facciamo protettora delle giovani vergini e delle vedove piangenti. E picchi no? Ma perché? Tu non hai niente, dipende te. Ma di so come appendere? Senti, che mela, dimmi una cosa, ma che sta moralità, ma che è una cosa che si mangia? Cretina, manco chi si sa cosa significa. Una femmina, giovane donna, educata e seria. Picchi, che c'è a È dire? molto morale. Ma finisci, la Ma mamma perché? finita. Dai, Rosalia, secondo te, ora rimane questo. Fare una figlia a 40 anni, con primo che passa, fosse veramente un atteggiamento di una santuzza. Parlavo la Santa Inquisizione. Tu proprio di figlio non hai visto a parlare, cara Maria. Perché con tuo marito non ti firasti nella tua vita a fabbricare ne manco uno. E dire
che tuo marito è ben prestante, ossequioso con tutte, veramente. E poi lo sai so cosa si dice in giro? Si dice che le femmine a tuo marito ci piacciono assai, belle o brutte, l'importante è che respira. Ma come ti permetti, no? E tu come ti permetti di giudicare a mia? Prima di tagliare l'upilo che hai nell'occhio me, ma levati la trave che hai nell'occhio tu, veramente. Non mi fare continuare, Maria, o mi fare continuare che è meglio è sta. Avanti, sentiamo. Chi avessi qualche cosa da dire pure per mia? Ma io, mia cara Carmeluccia, io una figlia ce l'ho. Lo sai? E tu lo sai molto bene. Sì. Questa figlia l'ho fatta con mio marito. E chi vi ha fatto l'applauso? Ah, che c'è? E allora? E l'ho fatto con tutti i mezzi possibili e legali. Fece sta figlia. Brava E veramente. tu ti attacchi a giamma. Io mi attacco a me nel modo regolare possibile. me la feci pure io. Sì. Ma forse non legale, chissà è vero. certo. Però la vita a dire, mia figlia mi riniscio proprio buona. Ma come? Oppure tutti noi curiosi come siete, volete sapere le particolari di come la fece sta figlia? I particolari tenete le pittia. Tu vero, ragioni, hai una figlia da fasciste e pure una bella piccerezza, però come da fasciste senza un marito. Senza marito? Certo. Ma cosa rista sia? Chi Vabbè. fu per virtù dello Spirito Santo senza marito può essere? Certo, sono avuto manco uno nella tua vita. Appunto. Allora. Comunque sta continuando a dire un sacco di cazzate. Sì, Ah, io? sulla parola. Invece, Ma che stai dicendo? Certo era un marito. Sì, un Certo, marito. possibilmente non era un marito mio. Sa che Questo facessi piangere, sa quello. Era di qualche signora, insomma era uno che abitava e che abita ancora in sto condominio. ma che dici? Ma che stai dicendo? Ma che si fa dire? Ma che stai dicendo? Ma che stai dicendo? Ma anche che io manco se fosse vero. Ma tu puoi Ma credere scusa, tutto che quello che vuoi? Ma tu che vuoi. vuoi dire? Scusami, che bannina la fascisti? La feci con uno che abitava, no, anzi preciso che abita ancora in questo Ma condominio. io quando ci dico che è forte, allora è forte. Ma Ma come quando vedi va? sto entro in chiesa? Tu ne ti vedi? Voi altri potete credere tutto quello che Ma lo che dico, stiamo anche perché facendo? qua lo dico e qua non lo nego. Ah, non è. No, assolutamente no. Scusami, Ma ma... chi sta mettendo fuoco? Sì, ma scusa, io da rischio figlio. Ma un pace di sta piccerita, che fine Lo figlio? conosci tu? E manco io. Volau come una città. Ma quale volao? Se ti dico che sta ancora nel suo condominio, quale volao? Senta, le cose si stanno complicando. Non capito. Maria, vero, ti sta mettendo Chiamiamo Anna, perché qua Sì. veramente un ioco fuoco sta succedendo. Sì, Aspetta. Chiama Anna. Chiamata Anna, facete cillo sapere Anna. Anna, Che danno fuoco. affacciati Anna. Che c'è Maria, che c'è? Anna, vi sta scendere da andecchia alla sto coltello, capiste? E per chi a scendere che vuoi tu? Ma perché? Ma è scusami? cretina però, chi stai Ma stasera? ti sono interrompiste, Anna, per caso che puoi scendere? Ma veramente io mi sono tutta a posto, ci stai preparando un bagno a mio marito che ha venuto Oh, Piccerino, scendi, Piccerino, scusami c'ha a fare un bagno. Un bagno a tuo marito ci puoi fare pur dopo che mangia stasera. Sì, a quello che però ora tu scendere perché c'è una cosa importante che ti avevo a dire. Senti qua, la trasmissione di ieri sera dice posta per te, ma quando è che tanto? Ah, Ma quale c'è Allora, posta per te? Maria, È una cosa più Maria. interessante, vero? Più interessante da puntata di amici? Marzitto, che più interessante! E lascia stare ste pubblicità gioco di Maria De Filippi. Scendi che cana sto condominio sta succedendo una bomba. Ah no, se c'è una bufacina, Aspetta. No. Senti, si dice una bomba, ma è una cosa ancora più grave. Ovvero sta scoppiando un gnocco fuoco sopra lo tetto di sto nostro condominio. Scendi e all'estero. Va bene, senti, ci cangi due aghi e poi scendi. Maronna E cangiaci pure mutanda che ci si, scendi. Perfetto, ancora vi da bruciare, Le ancora. cose, Ah, la cosa ma che sta cretino, è c'ha
musica e già attenzione i tuoi c'è posta per te, basta Com'è? stare sempre a televisione. Si stanno riunendo le 4 cavaliere dell'Apocalisse, quanto davvero? fosse. La qui presente Carmela. Oppure voi oggi mi giudicate una persona di serie B o addirittura lo scudiero dei cavalieri. Dice. Io saccio tutto il giorno di socco mormoriate Di voi sotto altri. moriamo, Di sentiamo. cui parlate? o Di pizzeria. Carmela la Fortunata, di chi da piano terra e indirettamente pure di mia figlia Vannina. Che figlia mia, cresciuto piccerina senza uno straccio di padre. Era tagliata come la figlia del peccato. Ma che sono cose che pensi tu? Come pensa? Come ti cerca? Come Italia? Ma come lo dice? Come cerca? Come Italia? Me lo dice una mia le Come lo vostre dici? tette? Tette? Sì, le mura Le fatte mura. di cartone, le finestre aperte Un pensiero d'estate. già avevo. Qualche amica che razzola nei vostri Ma neanche appartamenti. vedi che avevamo altre cose di fare, o meno che pensava Mattia. È vero, sì, altre cose vedi. Ma lo vedete sto condominio? Che c'ha a dire sto condominio? Condominio La Serenità. Niente di più falso. Io Perché? propongo di chiamarlo Vulcano. Vulcano, e O perché? addirittura fossi meglio pollaio. Perché voi non si piace chi ha gini di pollaio. Chi? La prima mattina fenne. risto a denaro sei tu, mia Comunque, cara. non mi preoccupate. Ah, ma non ne preoccupate. Io alle vostre insinuazioni, alle vostre commenti, alle vostre malignità, ho risposto sempre con un sorriso. Sì. Ora sogno stanca, anche perché presto o tardo voi la vita a chiangere e non mi preoccupate, poi Riri Carmela. in che senso? Che senso? Ma In che In che senso? senso? Nel senso che la notte è una vita a poter dormire. A vita a tagliare le vostri mariti con l'aria sospettosa. Ma tu una mara sì. La serpe dello dubbio va a mangiare lo ciriveggio. Ma è dov'ero Tanna vita a chiangere e poi Riri Carmela. Maria Carmela, ma tu dici vero o stai scherzando? Sogno caro, Arrivava già. Scendeste finalmente. ma si può sapere? Allego c'è, pure Guardavi che navi, Carmela, guardavi. come se io non fosse la vostra fortunata da una vita. Ma io, Anna, ho capito so come dire. T'allego c'è, Carmela, il corpo estraneo, come se io non fosse degna della vostra nobilissima compagnia. Maria, vero? Vabbè, mi volete spiegare che c'è? Vabbè, senti, settamone qua. Picchiare sei già tu. ma piglio io, Tu piglio io. assettati già, va. Io, Vieni ma qua. Assettamone. Assetto qua. Assettate, settamone i cani, mettiamo un poco fresco. Perfetto. Sì, perché già mi Stamattina Assettate, assettate. Ma se... avete pane per i vostri denti. sì. Vedete che siete belle? Il Sinedrio si è riunito. Ehi. Ai ai. Allora, cara Anna, facciamo- un discorso è grave. Innanzitutto, principiamo dall'inizio, giusto? certo. Allora, andiamo a fare un conto di quando appartamenti ci sono in sto condominio, è giusto? E di quando famiglie. Ma io dico, ma che ti passa la testa? Che sta facendo censimento? Che sta... Lo censimento lo stai facendo, lo stai facendo, lo censimento c'è un picchì e ora te lo spieghiamo, è giusto? Allora, Innanzitutto ne abbiamo a contare quando operi e quando inquilini ci sono nel sto condominio. certo, allora ci sono 5 appartamenti. 5. Però io due o nelle contassi proprio. Picchì. Ma io non capisco, ma a me non mi pare che carrero. perché? No, aspetta. Aspetta. Anna. Aspettate. Ora Aspetta, ma che non avete caputo? Io non ho caputo niente. Io No, lo sapevo, abbiamo Niace, se tu non hai caputo. Abbiamo caputo, però Allora, ora ti spiego. I due appartamenti di cui neanche ne avevamo a tenere conto sono chi il pian terreno da putto. che da ti sei? Non dite di cui. Da Portonara. Chi lo Carmela con sua figlia Vannina. C'era bisogno che lo usciave. Non c'era. Ma perché uno sanno tutti so che Ma e veramente. poi c'è a mansarda del quarto piano il colonnello Giovanni Guidi, ma che per
raggiunto i limiti d'età non lo calcolavo. Sì. E perché? Perché avevo 80 anni già farò io, va. Oh. Ma io non lo so. Tutti così Ma ti fanno. per me sembra un uomo però. Arianna, mi ma per scimunita, sì. Io saccio che un uomo è uomo fino a che ce la fa. Mamma mia, mi pare che un coronello già fa. Comunque, siamo d'accordo? Tant'anni. Siete tutti d'accordo? D'accordo, Avete siamo dubbi? No. No. Allora, restano 3 appartamenti. Chi sì. giuto, chi giuto e chi giumeo. Esatto. E fino a qua tutto regolare. Ma chi regolare? Ma quali regolare? Ora veno bello, Anna. No, ma che dicite? Ora viene veramente la tragedia, veramente. La tragedia viene. Ma io vorrei sapere una cosa, me lo volete fare capire di so cosa state parlando? Arascia. Spiegacello, Spiega. che indurda, scimunita e cretina. Tu sai che sembri già fortunata di Carmela 10 anni fa appena picciriggia. Certo cosa c'ho, Vannina. Dopo ci arrivavo. Esatto. E quello padre di Vannina. E che ne saccio io? Sono sapida, sicuramente non è che l'ufficio è scuro. La bambina faccio quella che so. Certo. Ma che so io già non lo rissandura. Però che vuoi? Non è che fu chiara nel modo di ririnello. Arrestavo così, a trasire e Sì, però ti dico una cosa. Arrestavo sul vago. Si capisce o non capisce? Ma Si sì, sa già- capire o non sa capire? Ma sì, già te lo rissi, perché me l'ha domandata a mia. Ma lo so se come dice te lo rissi. Arretela a dire. E poi sul vago non niente che vago, perché un uomo ci fu. E giustamente quando sarà stancente sempre uno solo sarà stancente. Questa cosa la vissi giusta stavolta. E infatti Anna è sicuro fu uno e uno solo, Certo. anzi Due un po' di a noi. l'amore nella mia vita l'ho fatto una sola volta, ma sicuro però che fu un incontro stupendo. Stupinulone. E allora hanno guarito qui? Avanti. La dire? Non si ne parla più. Tu è stato? Chi è stato? Ora tu Fatti l'oririno che fu. aspetta, te lo dico perché ti tagliare nell'occhio, tagliami nei palle dell'occhio. Ida disse che fu uno dei nostri mariti. Ma che cavolo dici non è nostro marito? Ma che fa? Sì, mariti, Anna, mariti. Ida disse sta disgraziata, disse che fu uno dei mariti che stava qua e che continua a stare in sto condominio. Non ci Ma tu ci pensi? Però quale di tutti e tre Non ti preoccupare che poi ti dico. Specializzatevi un po'. Cammela, chi sta tintorie però? Ma quale tentori? Chi sta è talmente malvagia che una portava a cicogna, la portava un avvoltoio. Voyage, sta situazione l'avete a pigliare come una piccola rivalsa per tutto quello che avete riservato a me a nasti 10 anni. Solo per questo. Carmela, io rivalsa una chiamassi. No, la chiamassi vendetta. Che già E tua. tu chiamala vendetta, la vuoi chiamare come vuoi, ma intanto l'importante è che cominciate a capire tutto il male che mi avete fatto in questi 10 anni. Anno dopo anno, giorno dopo giorno. L'importante è che capite chi so. Sempre sul disco, cazzo. Cammela, Io sempre stesso di. Ma veramente, cosa ti impulialla a tutti e tre? senti qua Cammela, Sì, A vedi. domani, c'è senti qua, io non dico che tu non a dire un nome. No, pare giusto. No, ma magari che faccio l'iniziale. Chissà ne ha genaio da sé, veramente assai. Ti vedi che Carmela poi non è tanta cretina. Ma infatti, Carmela non è cretina per niente. Ci patisce? Però la vita a dire, sogno veramente buona. Buona. E quasi quasi per aiutare per un aiutino veramente velorasse, sto piacere lo facesse, va. Ma finalmente, dai, rapidi la stocca, finalmente spara. E poi non ti preoccupare, Carmela, che ci pensiamo niente a fare confessare colpevole. E poi la giusta punizione la sappiamo orare, non ti preoccupare. Ma Talia, vero, finiamola qua, la tagliamo corta, sveliamo sto mistero, così vi mettete bene tranquillo, non se ne parla più. Allora, sentiamo. Sentiamo come? il suo nome comincia per...
Il suo nome comincia per... E come facete? Comincia per G. Facilissimo, facilissimo. Assettate, che ci vuole io? Allora, come si chiama tuo marito? Mio marito è Giacomo. E tuo marito? Gaspare. E mio marito? Giuseppe. E se poi mettiamo pure un colonnello che si chiama Giovanni, ma che te fuori io che sono tutti nomi che picci pieno picci. Minchia univedo non ci aveva pensato. E se parrebbe da capo mi pare a me. Ma ti pisse da capo, Mi stavo giocando a la miseria mi fa. Che dici non ci pensare. Però, siccome Carmela è veramente buona, Sì, buona, sì. vi volessi dare un suggerimento che sicuramente vi può aiutare e a questo vi levate sto pensiero. Allora, Com'è? i vostri toni intanto si sono addolciti un pochetto. Sì, ne vediamo anche zucchero. Sì. Il diabete ne sta bene. Perché tutti e tre non mi pariti più tanti schifiati alla vista di Carmela la Portonara, no. E avete ragione, vi capisco. Perché lo dubbio è più doloroso di qualsiasi verità. Però un vanno è così. Infatti, ora sì che mi ha detto io. Rosalia, nei tuoi occhi leggo incertezza. Maria. Anna, stunatedda come sempre. Dubbio, non è vero? Dubbi hai. E tu, Maria, con la lingua longa, sette pettinate. Sette pettinate? Non so se sette pettinate. Non ti interessa stare zitta? Sette pettinate, chi? Maria, nei tuoi occhi ora leggo scanto. E va vita a scantare. E va vita a sforniciare. Va bene Carmela, senti. Vedi so come fare tu. Carmela, Vedi so come visto fare. che ora siamo in conferenza. Conferenza? Quando mai neanche abbiamo fatto conferenze? Le conferenze ve le avete fatto sempre tra voi altri e con qualche amica che cammina dentro alle vostre appartamenti. Carmela, sono cose che pensi tu. Che c'entra? Ne sciano delle vostre appartamenti, le conferenze che vi facevano. Arrivavano ne scale, no cortiglio, ne sate. O barri dentro la chiesa, tutte Ma bande. diventaste famosa. A diventare famosa. Voi altri siete tre spalletteri che non mi fermate mai un secondo, o mi fermate mai un giorno. mai? E io l'ho inteso e vai a risponduto sempre con un sorriso. Hai sopportato, hai un saccato e voi altri vi avete divertito. Ora mi diverto io a varrire di Carmela, perché? Perché la calunnia è un venticello, care amiche mie, sì? Prima arriva leggero e gentile, fino ad arrivare come botto di cannona. E a mia, quanto cannonate mi avete sparato, quanto mi ne avete sparato? Vabbè Carmela, ma schionno, a cannonata, ne sparaste tu, andiamoci. Non fa niente, una cannonata mia e una a voi altri e facciamo finta che siamo pari. No, cara Carmela, pare un semo. No? Picchidiamoci, spariamo una cannonata e la spariamo solo a te. Invece tu mi sparasti sì. Una all'una andiamo. Queste cose dall'amicizia non si fanno. Dall'amicizia, prima di tutto non siamo stato mai amiche. Carmela, ma ti vuoi all'estero a dirlo? Ma che ma che volete? Ma che volete? Lo nome lo padre della figlia Vannina? Certo. Ma cercate di finirla veramente. Ma cercate di finire. Comunque,
un suggerimento, Avanti, ve lo posso dare. avanti, Prima avanti. di Santura, Avanti, un venga. favore per dare questo aiutino ve lo rugno. venga. Sti anno quando tornano le vostre marite, Andiamo a fare. addomanateci la idde. E a così svelate sto mistero, vi levate sto dubbio e lasciate in pace a me. Ma che cazzate stai dicendo, Carmela? Che dici? Ah, io dico cazzate. Ma tu pensi, chi si disgraziati, disonesti, vi ci permetti? Sì, I nostri mariti confessano a così su dovere, ma che tu puoi suonare. Ma io me la sonnate voi altri ve l'avete a sprugliare sa matassa. Ma poi chi su confessione che si fanno su due piedi, si fanno in ginocchio. Carmela, questo puoi scudare. Io me la scudare? Sì, Ma perché me non i interessa. nostri mariti si manca una ruspa, che? E a mia non mi interessa, ve la spiegate voi altri. Voi le facete confessare, le mettete sotto Carmela. l'occhio, le pistate, so come li fare facete. A sto punto Annette ti aiutare. Vero? Sì. Ti aiutare? E a quale titolo vai a aiutare? Te lo dico io. Sentiamo. Allora, Carmela mia, senta. Mi ha già 10 anni di conoscermi, però. Oh, Allora- tu sei amica nostra e noi siamo amica tua. Amica è una mostrata Poi ti ricordo che una volta tu mi dicesti mi presti una cipuggia e io te ne prestai 2. Niente meno. Tu ci butti? Sì. A mia? Sì. Io non mi ricordo, no, non mi Ti ricordo. ricordo. Assettate. Aspetta, vedremo. Assetta. Vedi so come fare tu, vedi. Carmela, ti ricordi quando una giornata restasti senza zucchero per pivannina tua, pulatte? Sì, e io? No, tu pestai subito, ma non un bicchiereggio. Ti ne resi un pacco sale di 1 chilo. 1 chilo te ne A resi. come dicete voi altri? Io spesso ne facessi, un'anticchia cipolla, un'anticchia... Quando mai è venuto in casa vostra a domandare zucchero, cipolla, quando mai? Comunque, mi prestasse zucchero? Sì. Io non ci penso in questo momento, non ti preoccupare. Più tardi per fare la spesa, accatto 2 chili, non 1 chilo, 2 chili di zucchero, te lo ritorno con tutto l'interesse, non se ne parla. Manco con me. Ora ci provo io. Sì, a chi aspettare tutti ora arrivo. Carmeluccia, Gioia del mio cuore, sì. te lo dico come una sorella. No, Ma perché che ne così siamo stati, come le so, Tu ti veramente. ricordi quando cantavano ci fu Gianni Vintazzo? Eh, Ma vendo Ah, a già, Rufliuna mi sembra proprio. invece. Piglia ci fu ti volaro, i federe. Non baccone mio. Io Quale? Che di me? Federe dove? Non baccone mio. E io pigliai, mi mise a correre, a momento mi stuccavo correre, ci riporta da picciotta che fazzi che va a cambiare il letto, Certo. ci porto sti federe. Certo. Ma ancora voi tu sto fatto? Ma perché che c'è di ridere? Ridere. Ma Rosalia, chi se contro ogni legge della Sì, fisica? ogni- Perciò io stai qua a piano terra e niente nemmeno tanto ceramento che le mie federe arrivarono a secondo piano ne dia. Ma cerca di finirla di rifissare va. Maria, che a me la Maria mi sbagliai, no? Ti sbagliai. Sai so fu che a me la mia. Sì. Foro, i mutanne, du coronello, che I con un mutanne? rendimento mica erano baccone mio. Ma io ci levi subito a puttane. Buono faciste. Però senti. Buono faciste. Sì, per caso ci avesse essere un'altra folata di vento e ti avessero a volare i mutanni tuoi. No baccone mio? Stai pur tranquilla e sicura che io ti rivengo a posto. Ma Mi sto certo. pure lo solo contro. Ma io ti rivengo a posto, faccio. Ma come fa da picciotta senza mutanne? Certo. Te li porto. E l'amicizia chi sei? L'amicizia è Giusto, chi giusto, lo capivo, non ti Lo puoi parlare capiste? più che lo capivo. L'amico. Comunque, le montagne a parte che devono chiossare un paro, quindi non ti io ho preoccupare visto con il stamattina, resto. ma non senza- l'aveva lavato, l'ha Ma lavato. in ogni caso, facessi buono a portare 1000, anche certo. perché chi di me, tu non te le puoi mettere, quindi o le esci o me le assettate, porti. ti l'ho finito, t'ha devi essere finito. rossa, assetta. Vedi come. Vedi Che come cosa ti mi tratta? dicono però? Perché così mi Perché? dici che sei che io sogno rossa? Chi? Talia, Che parlava parlava Talia, Ma cosa c'è? Bellissime e gentili signore, lei chiama i suoi colonnello. S'accomodate. Ma che cos'è questa consessa qua nel cortile? Questa riunione? Niente colonnello, stiamo facendo 4 chiacchiere fra ne arrivi. Ah, fate Faccio che... chiacchiere in allegria, in Ma armonia. all'estero non ne va, non ne va. Che cazzo era di interesse? Ne va, ne va. Ne va. Come al solito, un salto al cimitero, a trovare la mia cara Gigliola, purtroppo che come voi sapete è da 15 anni che è dipartita ormai.
Ma che feci partito? Cretina, mossa cristiana, quale partito? Maria, coronello mio, Mi dica, signora. lei non sa quanto mi dispiace Che cosa? saperlo tutto solo a casa, senza una donna che l'accudisce, che si prende cura di lei. Però lei deve stare tranquillo. Qualsiasi cosa lei avete bisogno, un affariato che chiamare a uno di tutti Sì. e ignari saremo subito a sua completa disposizione. A disposizione, coronello, che a disposizione. Lei chiamasse a mia, che io stiamo su e sopra, sono più vicino. Esatto, Quindi, di qualsiasi cosa, un affariato che chiamare. Senz'altro, Ho capito, senz'altro. coronello mio? Comunque, Ora, ma signori, voi quasi mi confondete per no, è che chi stava qua? mi fate emozionare, ma voi sapete, io vi tratto come se foste voi di famiglia. famiglia siamo, una seconda condominio. Sì. E effettivamente, mia cara signora, essere soli è una brutta malattia, la solitudine è una brutta malattia e lo può sapere soltanto chi lo Che lo accudisce? no, che lo ha. Che lo ha, ama. Sì, che lo ama. Chi ha questa cosa di essere soli, lo so. Ma comunque ormai diciamo che il mio tempo ormai è scaduto. Cerchiamo di essere realisti e lascio, diciamo, che il sole tramonti lentamente, proprio lentamente dietro il monte della mia esistenza. Mentre cercate voi che siete fortunate a fare una bella vita di coppia, fate una bella vita di coppia. Ma signor colonnello, non so che è facile fare la vita di coppia dopo, chi tu chissà per me che sentiamo. Che hanno positivi, dice su. Ma perché, scusate, i vostri mariti stanno male? No, fino a per ora sì, stanno bene, però non sa c'è più tanto dopo la chiacchiera che mi ha farinare se qualcuno non sarà bene di salute, avrà qualche trauma cerebrale. Trauma cerebrale? Oh, mamma mia. Oh, gentile signora Carmela. Come va? Come, c'è qualche missiva per me? Ah, sì, infatti ce l'ha visterato. Ah, ecco. Un momento. Sì. Ecco, colonnello. Ecco, due. Due sono. Sì. Ma quanto ci vogliono bene, non si dimenticano mai di noi, ma veramente. Che sono cose da pagare? Sì, gli impiegati dell'ufficio delle entrate. Dico, non si dimenticano mai di noi. No, ma non mai. Ma come? Sfuggimento, Ecco. chisse. E allora, signora Carmela, come va? Come sta lei? Ma ringraziando a Dio a posto. tutto Sta bene. Ci è a scuola. Ecco, volevo chiedere, Vannina come fa? Vannina Come a sta? scuola. Ma l'ha vista Birre, colonnello, quanto è brava a scuola Picciridda. Ma che dice, vero? Bravissima, Non veramente so, mi dà una soddisfazione. Ma d'altronde si vede, diciamo, una bambina calma, seria, è logico che deve essere così. Veramente, mi posso lamentare. Comunque, se non vado errato, un altro anno dovrebbe andare alle scuole medie. Esattamente, sì. Ora finisce a quinta e andranno già alle scuole medie. Alle scuole medie. Ma lei veramente ha una memoria di ferro, mi complimento. Di ferro, diciamo di ferro un po' arrugginito. Ma quando mai? Ma comunque, finché questa ferraglia funziona, lasciamola funzionare. Ma certamente, Colonnello, Mi dica, signora. permette che ci faccia una domanda? Ma ormai siamo così. Allora, colonnello, giustamente lei dice che insomma essere solo, senza nudo cui parlare, senza nudo diciamo andare a mangiare insieme, a chiacchierare, però secondo me colonnello avesse veramente tinto quando lei si va a cucca. Che ci posso dire? La riga un poco più pulita, se la voli bene va. Esatto. Comunque, signora, se lei mi permette, io lo posso dire che per tempo ho dato e ho dato abbastanza pure. Certo, ora siamo un po' al tramonto, ma comunque guardi, vi posso dire che ogni età e ogni giorno regala sempre qualche cosa di positivo. Sì.
lei con il Mellò, non ci ha pensato mai di maritare a re. Fatti due. Signora mia, comunque, ma a lei piace pure saperla, signora? Diciamo che Ballasse. Ci fino a 10 anni fa avevo 70 anni. Ci arriviamo. Non le nascondo a dire, diciamo, che ancora il cuore e il fisico avevano il carburante proprio da consumare. Ma che volete, chi se la poteva dimenticare la mia cara Gigliola? Sì, tira che poi ti Se la poteva dimenticare. Ma comunque, diciamo che il destino riserva sempre qualche cosa di positivo. certo. Cerchiamo. La vita di coppia. Sì, voi dovete cercare invece di fare una bella vita di coppia, finché che potete. Finché che potete. Colonnello, ce lo resta ancora. Ripetici la re, non A capivo. buscare mariti non solo appena ci parliamo. Sì. Ancora ci resta. Comunque signora, io le posso dire una cosa, io sarò all'età, forse non capisco tutto questo tuo discorso che le vuole dire, però da queste sue parole diciamo non traspare nulla di buono, le posso dire. Non traspare nulla di buono. Comunque, permettetemi, ora vado, Sì, buona passeggiata, colonnello. Signora, guardi che i traumi cerebrali fanno veramente male, veramente male. Vabbè, ci sapevo, Anna. Parli tu, vai. Aspetta che Garingia. Mela, Appena ne Che c'è? senti qua, Mela. Se tu muovi, ti teste rotte di stasera sono G, ma solo una. Intanto ne dici che è ridurre i nostri mariti. A questa a pronto soccorso è una sola e tu contribuiresti pure a non fare l'aumento della spesa sanitaria nazionale. Lì, io tutta una volta l'amica vostra. Lena. Ma tu non lo sentiste una cacchia trasmissione di Maria De Filippi? Ma Ma no, Tu aspettati che ora guida ci pensi io, perché a sta domanda io mi va rispondere. certo, specialmente appena si presenta mi scambia. Carmeluccia, Tesoro. sai che ti voglio bene. Sì, sempre l'hai saputo. Vieni qua. Certo. Parla con me. Parlo così. Se tu a Gnauci e a mia mi dicessi Sì. come lo faceste, forse Qualche di particolare. qualche piccolo particolare Gnauci capissimo quello che fu. Certo, è bello passare sul pensiero. Però non la dire. Comunque, passare che sono stati 10 anni, che va a dire? Che va a Scusami, dire? Caimela, dicesti che l'amore lo facesti una volta sola. Appunto. Un uomo solo. Ora, no, ce l'avessi a ricordare, perché non è che anche se passano 10 anni uno fu, l'avessi a sapere, no? È giusto? Certo. Vabbè, e allora vi dico, ma diciamo che è stato Cufu, che è stato bellissimo. Ma va a parlare, Bellissimo. E a Gnauci che ne interessa? Come in una favola. sì. 15 minuti di paradiso. Mizzica. Allora un po' Gasparimeo. Tu come sai? Tu come lo sai? Un po' Gasparimeo. Ora ti dico come saccio. Allora, tu ricisti 15 minuti, però. 15 minuti. Allora, io a Gasparimeo lo chiamo Spiti Gonzale. E in 2 minuti è finito tutte cose. Quindi un po' Gasparimeo. E allora ti dico una cosa. Buona semmisa. Ti dico io che un po' manco Giacomo mio. E tu come sai come Giacomo? Come saccio? Ma vedi che io con Giacomo avevo 100 anni che sogno maritato e lo conosco di ringe e di fuori. Lo conosco come le mie tasche. Io quando si ritira di travagliare viene tutto contento, aveva solo un pinzete, si leva, si spoglia e se ne corre subito. La stanza lei Maria. E io finisco questo pezzo e corro per sorridere. E quando arrivo già, Che fai? Rovolia! E che fa? Mobilia! Rovolia! Ti pare contento di giocare in testa? Chiuttita richita siccome nata. Caimela, vieni qua. Caida, viene ma chissà. Allora, dimmi una cosa. Sì? Da quale mese nasció Vannina? Mia figlia nasce a novembre, ma perché a te che ti cangia qualche cosa? Quindi facendo conto
Tu mi sa che nasci stinginda a febbraio. A febbraio, esattamente. E allora non fu Giuseppe mio. No, passa. Perché febbraio e non merno. E idro, non menno. Uno fa, perché dici che si blocca, si ci arretiranno tutti i cose. Se ti vai le targhe, E già ne idro. non ti indarignati come Cioè, praticamente una ride l'altra. Ma siete combinate veramente una vita contare, a nulla la vita contare. No, che ridete? Ma che ci ride? Ma se siete combinate una chiusa. E ora siamo a repondere a capo, ma cominciare a La capo sempre. a lei mettere a capo sempre. Ma Carmela, ma ti prego, fallo per mia, fallo per l'anima di mo, ti fa qualcosa di niente. Carmela, ti prego. Prego. Niente meno, Carmela, ti prego. Sì, sì. Tu fossi capace di fare macchianare con tutta la gloria sugli altari. Tu pensi che vero? Sant'Agnese infatti dura. Sì. Fossi capace, ma se fino a mezz'ora fa voi altri mi dicevo che era svergognata, rovina famiglie, e riugnate mia, Ma che quando stai mai? qua. Non è vero. Ora Ma quando niente mai? nemmeno. Quando mai? Ma com'è che avete se faccia così di corio da negarlo? Fino a ora Tu lo te li inventi sti cose, non è vero niente. Neanche non abbiamo detto mai niente, mai una parola tua verità. a Cirichisi una che ci risponde, io me l'invento, a 16 anni me l'hai inventato io. Ora niente nemmeno si ti giunta al punto che tu mi preghi. Ti prego. Sapete che vi dico? Avanti. Che tutti i va vita di raffrire nella vostra falsità, nella vostra cattiveria, nella vostra ipocrisia, veramente. Ma dimmi male, mi E sento. tutti i ognuna di voi altri stava a tenere le proprie corna. O pulmino, Mi sento male. arrivava mia figlia, mi raccomando davanti a piccolini a zitti e muti, Non si farà zitti e muti. Non si farà così, Carmela. Buongiorno. Carmina, ciao. Vita mia, Che bella sta vicina. tutto bene a scuola, vita mia? Davvero? Senti, vita mia, vattene l'Indra e ci sono tutte cose pronte. La mamma sta arrivando, va bene? Mamma sta arrivando. Allora, Avanti. io vi saluto e mi ritiro nelle mie stanze senti. e vai a mangio con mia figlia Vannina. Vi saluto. Vi volevo dire una cosa. Se da questo momento in poi voi altri mi volete levare lo saluto a mia, sappiate che di voi altri me ne fotto altamente. Ma levati, tarrani disgraziata, che l'anni fa che Anna mia. Mi sento male, Anna. Non mi sento più a me. Maria mia, con tutto questo rangolone di stiorno. Ma- Su danni fuoco, come faccio a chiamare sopra fino al secondo piano? Facciamo una Come cosa, faccio, io ma- a chianare pure, Veda, ti ma- metto a braccio e tu con me ti accompagno io, Ma no, va Maria, bene? Anna mia. Maria, tu che fai? No, io arresto qua, io qualche cosa che mi sbaglia, non si rivede, pensa, in serio, in Ma serio. tu, Anna mia, tu eri casa? Sì, sta attento, non è che io pensiero in testa. Che da tanto si Infatti, ma sta attento un cane dentro, Piano, piano. non ci volia, non ci volia. sto Mamma mia, Io ti lascio Non ho avuto mai una giornata arrivai, positiva. Anna mia, arrivai, grazie Anna mia, ciao. Sta attento, non ho avuto mai una... Oh, colonnello, già di ritorno? Lei come le sa, il Camposanto è qui al di là della strada. Sì, lo so. La solita preghiera. Sì, La voglio solita accomodare, colonnello, almeno si riposa tanticchia. sì, mi accomodo quando riposo queste quattro ossa. Hai un cuore che mi batte forte stasera. Signora, a parte questo, Mi dicessi, colonnello. Ho notato belle facce scure, dei musi duri, ma cosa è successo? Colonnello, io momentaneamente, lavanda mia, quale scuro è scuro? Lavanda mia, io tutte cose niuri, più niuri rapisce. Ma è cataratta? No, colonnello, è un principio di fare un omicidio. Cosa? Sì, un omicidio. Un omicidio? Sì. Signora, ma lei lo sa quello che sta dicendo? Certo. L'entità di questa parola? Certo. Scusa, ma chiedo scusa, e chi sarebbe questa prossima vittima? Ci dico subito, Giuseppe. Giuseppe Garibaldi?
Mazzini, Verdi, stia tranquillo signora, che è da tempo che sono tutti tumulati questi. Colonnello, si preoccupasse che ce n'è ancora uno vivo in capo sta terra, ma ancora più picca. Sì. Oh mamma mia, ma mi scusi, ma perché questa persona dovrebbe scendere così in maniera indegna in una tomba? Una tomba? Ma che tu manca tomba si merita a discarica comunale, si merita sto disgraziato. La discarica comunale? Sì. Ma mi scusi, ma cosa ha fatto questa persona per meritare così un'indegna sepoltura? Ce lo dico subito, mi trario, sono disgraziato. Mi scusi se rido signora, guardi, io le posso dire soltanto una cosa signora, che se tutti gli uomini che tradiscono la propria moglie, la propria donna dovrebbero finire tutti in discarica comunale, ma dico non ci sarebbe più che so né colli né valli né monti, sarebbe tutta la discarica comunale completa. A mia colonnello, ma va di là, ci dico va in italiano scritto, me ne fotto un cavolo proprio. Però Giuseppe mio me la paga, che me la paga, e poi sentirà suonare le tombe di Eustachio. Le trombe di Eustachio, quelle dell'orecchio? Ah, lei forse voleva dire le trombe del giudizio universale. E poi capirà che cos'è Sodoma e Gomorra, signora. E poi, colonnello, sarò per tutti la vedova nera. Ah, che lei è nera lo vedo. Signora, però prima di trarre così in maniera affrettata certe conclusioni, cerchi delle prove vere, delle valide motivazioni, non sia tanto affrettata. Ora mi permetta, però segua il mio consiglio, mi permetta. Prego. Una buona giornata signora, una buona giornata. Grazie, la sua è buona. Ma magari fosse buona sta giornata, ma per mia sta giornata è vero tinta. Ma quanto pensieri che mi stanno venendo nella testa, perché stai riflettendo e dico, Vannina, avevi gli occhi scuri. Non potrei sale, ma pure Giuseppe aveva gli occhi scuri, e che sia una coincidenza. Vannina, avevi i capelli neri. E Giuseppe mio, avevi i capelli ora brizzolati. Ne avevi pure picca, ma quando era picciotta aveva una testa di capelli a così neri. E che se no una coincidenza. E poi, Giuseppe mio, quando fa freddo, non già fa, ma che ne saccio, si magari sotto stimolo di qualche emozione, di qualche eccitazione, si ci squaglia un cannolo, da un ghiacciolo e la fice, ma porca miseria. E poi dico un'altra cosa, dico, la disgraziata di Carmela mi disse che mio marito è ben prestante e vuol dire che una certa conoscenza l'hanno avere. E poi un ricordo buono mi disse pure un'altra cosa: a tuo marito ci piacciono le donne, delle e brutte che siano, basta che respirano. Porca miseria, ma Giuseppe appena arriva me la paga, quando è per Dio appena veni lo scapisco su te peri come un scalvacchio, o piglio un pucoggio e ci lo stuccinio come una pezza in terra, c'è sempre cannarina sto ran disgraziato e farabutto di Giuseppe. A mia sti cose me li fa, a mia sto ran disgraziato di Giuseppe. E sì che me la paga schionno, disgraziato. Ehi Maria mia, buonasera, come sta? Arrivaste? Certo, sono stanco, credimi, di travagliare questa è una giornata di fuoco, 40 gradi, non si poteva travagliare, veramente, credimi, ma dimmi una cosa, ma per caso mi stavi chiamando? Perché mi passa di sentire come nome prima di casa. Vieni qua. Che stai facendo, Maria? Uomo senza carina, vermi di terra, scarfano rimane. Perché? Ma che fici, Maria mia, ma che hai? Stai buona? Che hai? Un cavolo di retta alla testa? Io non mi sento tanto buona, mannaggia pizzuto tu,
peggio di mia, stai. Ma se io stai tanto buono, certo, cavolo, sì, ma no che stai male. Figurati che manco mal di testa, come solito mal di testa, oggi non ce l'hai. Non ti preoccupare, Negro Pizzuggio, ti farà male a testa. A mia? Ma a mia verità, mi sento che mi sta crescendo qualche cosa. Che stai dicendo? Cosa stai dicendo? Sentoti tu, sottosviluppato. Sottosviluppato? Sì. In che senso? L'altro senso, sottosviluppato. Ma perché? Perché tu, solo con Maria. Niente, ma con le altre femmine e specialmente con una. Ma che stai dicendo? Maria mia, con una, ma questa una, di cosa stai parlando? Ti ricinendo un nome Carmela? Ma chi mi va a dire un nome Carmela? Un nome Carmela è un nome che hanno tante signore, tante femmine. E mi pare che una volta leggevi che voleva dire. Ah, Giardino, voleva dire Giardino. Vero? Sì. E tu, una stuiardino, ti ci infilasti tutto. Ma chi stai dicendo? Ma di quale Giardino stai parlando? Di quale Carmela? Ma questa Carmela? Ma perché ci sono altri Carmele? Ma chi ne sa? Quale Carmela stai parlando? Tu Un quale... mica non si nugia? Aspetta, Carmela. Ah, aspetta, mi fai ragionare. Ma a nostra poettenara, a Maggiore Pizzerida, Rivannina, Sì. non si chiama Carmela, mi pare. Ti pare? Eh. Ma che asino! Dopo tanti anni che stavano a sto condominio tutta una volta, ci pare che si chiama Carmela. E va bene, Maria mia, si chiamerà pure Carmela a nostra poettenara. E allora io che ci posso fare? Che ci traso soprattutto? Tu ora non ci trasi, Eh. ma confessa che ci trasiste. Ma che ci trasivi, Maria mia? Io faccio l'idraulico e l'altra volta per bisogno, signora Carmela, e ci va a aggiustare il tubo che aveva rotto. E tu, non so tubo, ti ci infilasti. Paro. Maria, l'aveva rotto il tubo, ce l'ha proprio macchinare, che se no ci scolava tutto, va, stavi alla casa a cristiana, ma veramente, ma siamo soli, va. Sì, va bene. Senti qua, dimmi una cosa. Perciò, tu, dimmi una cosa. Voglio sapere una cosa, io voglio la verità di te. Tutta la verità e nient'altro che la verità. Maria mia, ma c'è stato sempre un bello rapporto, ti ha detto tutte cose, quale di verità vuoi? Io te lo giuro, vai pure al tribunale, non ha fatto niente, che affari, che buoni mia. Ti preoccupare, quando vai al tribunale ti riesci meglio, perché o giudice tirasse l'ergastolo, ma io, Tomocchi, Maria, tirassa pena di morte. Maria mia, se vi dico cavolo, stiano feci in fragile a tutti noi. Senti una cosa, facciamo una cosa, ne acchianiamo sopra il nostro appartamento, addobbiamo l'aria condizionata, così stiamo fischi, e tu soprattutto mi prepara un bello piatto di pasta, che hai un petitto, una fame con ci vedo più. Tu hai fame? Ma io pure ho fame, ma di verità, quando è che facesti l'amore con Carmela? Ma può finire, ma quale amore, quale Carmela, quale dici? Questa Carmela, Ma perché parli di una conoscenza biblica? Che conoscenza biblica non vive in questo momento, sogno confuso, Maria. Ma che buoni mia, che Bibbia vuoi, che cosa vuoi sapere? Ti li ricordi i 10 comandamenti? Ma in questo momento non so se sono 10, 15, 25, che vuoi? Ti ricordi un nonno soccorrici? No, non me lo ricordo, Maria, che vuoi? E tu dico io, non desiderare la donna d'altri, e tu a desiderare sta Carmela. Ma quando mai, ma quale donna, quale cose, ma poi lo dicono tutti, Carmela, non ha avuto mai un marito, quindi un maschio, una cosa, quindi come morire, come fa a essere così desiderata? Poi con il cornellino, con una cosa, quella che la vuole, Carmela, va! Ma scusa, se è appena piccerita e ne si incinta, certamente uno la fa desiderare, no? Va bene, questo è vero, ma io che buoni, ma chi c'è già, non ha fatto niente, che chi mi scammia, va! Senti qua, confessa Che cosa? e dimmi che tu facesti l'amore con Carmela e che Vannina è tua figlia. Sì, tu sei il padre di Vannina. Parla piano, ma mi mette nella tragedia. Io, padre di Vannina. Ma sì, ma quando mai? E poi ti sembra esagerata, da picciriduna. Ma quanti anni ha? Può essere mai mia figlia? Non ti pare troppo anni per essere mia figlia? No, 10 anni appena da picceriggia. Aspetta, quando diceste che 10 anni. Allora ragioniamo, cominciamo a ragionare, a te che piace fare il numero e cose del genere. E allora ma a dire, cara la mia mogliettina, quanti anni avevi che ne ritorniamo qua a sto condominio, che ne trasferiamo da Banna alla città? Quanti anni avevi? Aspetta, faccio un punto. Fai un punto, 7 anni. 7 anni, e allora, sa piccinita Vannina aveva 10 anni, e gli altri lui venne qua 7 anni fa. Ma vuol dire io come... È un periodo della gravidanza, un giumette. Ma la gravidanza, ma quando mai una gravidanza ha durato 3 anni, va? Ma non ne sa, 9 mesi e mezzo, ma non 3 anni, Maria, va, ha ragione, ma veramente un cavolo difficile di acquarare a testa.
E quindi? E quindi? Quindi chi volesse dire? Chi volesse dire? No, Io non pensavo di avere una moglie veramente scimunita come Mattia, che subito diventava gelosa, sospettava di suo marito e aveva tutti questi dubbi verso Riddo. Ma chi fa? Ma certo che l'hai i dubbi. Ma perché avevi questi dubbi? Perché chi da Fortunara disse Cosa che ti ha detto? il padre di Vannina Sì. è uno dei mariti nostri che stava e che continua a stare in questo condominio. Aspetta. Quindi Carmela ha confessato questo? Sì, Che il padre di Vannina è uno che sta qua. è un marito che Sì, sta qua. abitava e continua ad abitare Sì. qua. Ah, allora, certo, a meno che A meno che... io incominciava a levare dei sospettati a Gaspari, sai, un marito di Anna. Sai, chi di figlio un anno, quindi un po' te lo essere, no. certo, perché Gaspare era, per Ficciotto era a Ricchiuni. Ma quella Ricchiuni, Maria mia, ha avuto gli orecchioni da piccolo, non che era Ricchiuni, ma che ci c'hasi? E certe volte tu sai, qua questa malattia di vicino, poi vi dico che cosa diranno, ma non è a E Ricchiuni. va bene, ma qualche volta, sai, ci insettano. No, invece tu, ma dire un'altra cosa, ti voglio dire, io non sospetto la lisse veramente. Quali? Tu sai di cui? Di cui? Di Giacomo, un marito di Rosalia. Un marito di Rosalia, chi di una figlia ce l'hanno, e quindi Vero. 1 +1 fa 2. Ragione hai, quindi Riddo ci avevo pensato. Sì, Ma che ne faccio io? Ma si scerravano, ma perché? ufficio dopo. Ma che ne faccio? Picciotti. Ma veramente è mezzo mago. I piccioncini faccio. Quali ci facete i cangottili? Sì, stavamo chiacchierando da parecchia Allora se ne chiamiamo in casa, mangiamo una cosa veloce perché poi è molto nera a travagliare. Io non so se schionno tornate a travagliare gli altri In che ruoli. senso? Che vuoi dire? Maria? No, niente, acchianate, vi aspettano i vostri modi. Ma Andiamo a mangiare e poi ne andiamo a travagliare. Ma aspetta, pare che non sapevo. L'orario sempre Ma chissò. Gaspare all'estra, chiamamoninne. Arrivederci, picciotte. Arrivederci. Maria, ma può finire come i soliti cazzate che combini tu? Ah, finiscila dai, che ci devi raccontare? Giuseppe, senta mia, So cassetta. che a Picciriggia, Vannina, ad avere un uomo per chiamarlo papà è una questione morale, gioco, non ci E tu hai ragione, tu non hai ragione. Ma tu a sapere che Anna e Rosalia hanno dei dubbi sopra di tia e allora io sai che faccio ora? Che fai? Io ora chiano sopra, ci racconto tutte cose, innanzitutto che tu non ci trassi, che tu non sei colpevole e poi ci dico che li serpi si l'hanno a cercare nei suoi appartamenti, Nini se l'hanno a cercare. E io voglio pace, tranquillità, non sto condominio, va, per carità, Giuseppe, che c'è? Igia mi scarattia, io ci rivota frittata, perché quanto è vero Dio, Giuseppe, io voglio vendetta, Giuseppe. Addirittura. Giuseppe, vendetta, ricordati, vendetta voglio, Ramoninni, vendetta, Giuseppe, vendetta, capisci? C'è arriva la cantante lirica, va a fare la lirica. Maria, invece una cosa va a fare. Un piatto di pasta va a fare. Vendetta, io ho fame,
ti riesci male, Ma che fai? Ti immagino da fare a berere più, Ma perché? Che hai fatto? Cari disgraziato, quanta roba disgraziato, Ma la vai a finire sì o no? Vattene. Poi non lo so. Rosalia, ma che si fondi, sì? Ah, sì, fondi! Ma che fa? Non ti fai vedere che cosa fici! I poverini sono fici! Una famiglia sono fici! Ma te! Ma motorizzi! Un padre di Vannina! No! Da fare sta tuscia e te naghi! Ma quante sì! Fare a birritture l'occhio me! Vattene, va a staso! A staso! Ma tu vero dici, fondi! Vero dico! Fondi! Fondi! Gaspare! Che? Ma tu ci capisci qualche cosa? La capotorente, faccio solo che secondo mamma voglio io essere un padre di Vannina, ma tu capisci? Ma perché secondo Fondia le mie mogli di Rosalia non avesse essere pure un padre di Vannina? Ah! Ma senti qua mia, dimmi la verità, perché se no qua tu capisci bene, un matrimonio mio se ne va a fumo. Che tu se ne va un Certo, fumo? da via con il signor combinato. E io capisco a dire allora che già ho io mezzo abbruciato lo vio e mi sa che manca i pompieri ci ponno più. Lo sai che ti dico, confessa e la finemo questa festa. Io, confessare, tu piuttosto a confessare, deciditi, senti qua mia, noi siamo amici, tu capisci che siamo amici? Sì, lavoriamo insieme, e se tu mi dici a mia, e non dici a mia solo a mia, ti giuro, un giudice annullo, ma almeno pure dici a mia. Ah, tu non giudici annullo, Sì, tu sei amico mio, noi siamo colleghi. Oh, ti ricordo che la chissa non ne l'hai sfiorato mai, manco cognire tu. Giacomo mio, tu capisci bene che per fare certe cose non ci vuole un gnirito, ma un'altra cosa, se no come avesse fatto? Andici incinta. Senti, io lo so che ci vuole un'altra cosa, ma non fare tanto spiritoso. Perché? Sì, perché una sera ti metti già a essere in casariglia, anzi che sai una sera. Vero sai, tutte le sere che mi voglio dire a te, portaci sto dolcino, portaci sta caramella, portaci cose sfiziose. Ah sì? Certo. Ma vedi che l'istinto paterno esce fuori? Ti ricordo, caro Gaspare, che io una figlia già ce l'hai. Ce l'hai? Se tu non hai figli, ecco lo sapi che hai fatto di tutto per averne uno o una, ecco lo sapi che da notte colpisci un bersaglio, colpisci. Però non di meno, Sentiamo. non di meno, ora sai che facciamo? Chiamiamo a Carmela. Logico. E vedremo Giusto. della va dire Ida la verità. E vedremo quelli di tutti lui e un padre di Vannina. Certo, Va perché bene? così scopriamo pure la verità. Chiamiamo Chiamiamola, dai. Carmela! 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 E sti voci che sono? Che sono? Che sono? Tu dirò che sono. Talia come siamo combinati? Talia, che è successo? Vede, i mogli ne assecutarono in casa. E a me perché che mi dicono interessa, che che mi siamo interessa? i padri di Vannina. Gli altri, ma tu capisci bene, gli altri Lo capisci? i Ora mi padri sa. di Vannina siamo. Gaspare, fammi dire una cosa, mi dici. sa che arriva un momento che tu ne dici la verità e ne dici quel che di tutti lui fece a Vannina Cuttia in una notte d'amore. Allora, se vi calmate, vi dico che io non ho avuto nessuna notte d'amore. Ah no? E Vannina come esce così per virtù dello Spirito Santo? Così, per virtù, pigliato tu e nascevo. Ma come è sta storia? Nessuna notte d'amore. E allora? Fu un pomeriggio. Ah, Pomeriggio, Può vero? fare il pomeriggio. In effetti si può fare, ma tu manco ci pensare. Ma io queste cose le faccio sempre di notte, il pomeriggio le Di faccio notte, mai. ma si può fare pomeriggio, di mattina, No, di no, io sera. sempre di notte le faccio. Ah, giusto, ragione, hai ragione. Alla Spiri Gonzales. Sì, sì. Ma che Che significa? puoi dire? No, niente, una cosa che mi passa per la Ah, mi testa. paria. Ma questo spide. Che da salire. No, niente, comunque di mia che volete? Che Voleva voleva la verità. che mi dice la verità. La verità. Sì, e la finimo con sta storia, perché qua non potremo stare neanche con il robbe è stata alzata a canocottili e mogliere che ne assecutarono in casa. Va bene. Lo vuoi capire, Carmela? Allora, Perché terremotati, sì. assettatevi che io vi conto storia. Se Perché è la lunga volete- storia. La volete sapere o non la volete sapere? Sì. Perché mi chiamaste a mia? No, Sì, conta. lo volevamo sapere. E allora assettate, Assettiamo. conto. Accettamole. Ma dopo sta verità ne esce grave. Sentiamo sta storia. Ah, e allora? Allora,
Niente di meno con tutte le scarpe, cosette e tutte cose fuori ogni tanto, ti pare a te così. Allora, Per colpa tua, tra l'altro. per colpa mia. Tua, tu Per che colpa sono mia. cuciniciste. Io so cucinista. Sì. Io ci contai la mia storia. Va bene. Una Come villa la di voglio- ora. e vi la conto poi altro. conta. Allora, c'era una volta una principessa. Certo, non è che era bella come quella delle favole, no. Una via, un diadema in testa e manco vestiti di broccato. Stava in un castello di 55 metri quadrati. Vabbè, un pittuso, va. Un Gioco castello. stava. Ma sempre pittuso è? Virtuoso, un virtuoso, la volete sentere sta storia, sì o no? Sì, certo che Oh. volevo sentire. Quindi, una via titoli nobiliari? No, però la chiamavano la principessa Portunara. Che gran titolo. Che cuccioretti. Sì. Aveva da vivere dignitosamente, non si lamentava di nulla e non ci mancava niente. O forse sì. Mancava qualche cosa. Ci mancava qualche cosa, perché ormai giunta all'età di 40 anni Un momento. aspettava il suo principe azzurro, che non si decideva ad arrivare. No, E come no. mai? Però un pomeriggio di febbraio, Sì. sapete, di pomeriggi che de lunghi, triste, donde le persone hanno bisogno di calore umano, no di calore della stufa, del calorifero, no, di calore umano. Finalmente arrivò il suo principe azzurro. E come arrivò? Con cavallo bianco? Sentite, se vogliate una vita a sfottere, io mi ritiro che ho un sacco di cose da fare. Va Siamo bene? nervosi. Come arrivò? Con Siete l'autobus? nervosi e sfottete a me a cavallo, principe azzurro, sì. Arrivò con l'autobus a bere. Come arrivò sto principe? A voi altro mi interessa, la volete contare questa storia, sì o no? Oh. Se no finisce vero che nella saccatrice. Allora, Andiamo avanti. finalmente arrivò il suo principe azzurro, senza cavallo, Meno male. però Veglia così. da dietro la schiena ci spunta una rosa, una rosa rossa. Lo sapete di rose che col gambo lungo, una rosa del tipo baccarà. Pure canusci ste rose. Mai nessun principe aveva regalato una rosa a questa principessa e tutto avvenne come in una favola. E allora vai a contare la storia, Ogunde Chisso, arrivederci e finiamo. Arrivederci, vieni qua, vieni che io non ho regalato mai una rosa a nuda femmina, sai? Ah, no? No, mai. Mai una rosa, tanto meno la baccarà. Niente di meno, e tu Tirchio come si figlio mio, veramente. Manca canusci, sta baccarà. Comunque, io vi ricordo che passarono chiossati 10 anni e possibilmente si scavati un poco nella vostra memoria, ma chi lo sa se vi affiorano magari qualche ricordo. Scava un poco, vedi se ricordi qualche Io cosa. avevo giuro che penso, ma Stai scavando? scavo, ma non penso niente. Non pensi niente? Completamente. Mo? Però, E che sa? cioè, mi viene un dubbio. Se scavando a mia, non mi viene niente. Ah no? Da tutto lui, arresti tu. Perciò ti vergogni, ti sono fasciste. Ma ne so come vergognare. Come? Sono come Famiglia, cosa che non- Ma che dici? Come che Stai dici? calmo un pochettino, per favore. Stai calmo. Zitto, c'è piccerina, zitto. te. Ma veramente. Vita mia. Posso andare a giocare? Sì, vita mia, però io mi scando lasciata, sta attenta mamma. Va bene, non ti Stai preoccupare. sempre vicino alla Giviciride, mi Va raccomando. bene. Ti accompagno io? Canna lasciata.
Nina. Perciò Ciao, se ti stai, Vitano, ciao. ma scavare, ma fare, ma dire, tu scavaste. Ti dissi di scavare e non trovai niente. Perciò se leviamo a mia, resti solo tu e ti avvergognare so che facisti, caro Giacomo. Io mi vergognare? Sì. Ma tu amico mio sì? Certo, Ma tu sogno collega mio sì? Sì. Ma secondo tia, ma secondo viaggi, io c'ho la faccia di principe azzurro, c'hai io. Aspetta. Effettivamente la faccia di principe azzurro non ce l'hai. Meno male. Ma la faccia di scaccia seppi che navi che sì. Ma va a far culo, va, per favore. Vedo, amici miei, chi si dimisi proprio male. Certo. Sì? Si dimisi proprio male, per di più le vostre mogli sono leggermente dico arrabbiate con voi. Arrabbiate? Io ricissi incazzati niuri. Ma niuri? Auto che arrabbiate. Comunque, a mia la storia va contai di tutto questo non mi interessa niente, quindi vi saluto e mi ci Di salute. E che fare? Brava. A stare qua a cogliere le robe vostre. Brava, complimenti, Carmela. Spiegatevi il viaggio. Complimenti, e ne lascia qua così. Sempre qui, non sappiamo mai niente. niente. È lasciata, ne lascia, capisci? Va, tale c'è. Maria c'è. Maria, vedi che chi si è aggravata mia, cominciamo a storiare. Maria, ma tu non sai niente di tutta questa storia qua? Allora, io sinceramente volevo sapere una cosa. Sì. Viaggi siete amici, vero? Eravamo amici. Poi c'eravamo. Travagliate nella stessa azienda? A meno che pittiezze. Preciso. E che ci vuole allora a confessare un colpevole, quel che fu, in modo di portare a serenità in casa dell'innocente? Dove fu? Ancora a casi? Maronna, Ancora a casi? Ca, ti butta la confideggia, piglia sta confideggia, mettici tutti i robe, è un sbagliare, pigliati così to e vattene, non voglio vedere più. Anna, ma ti posso dire ragione me per favore? Ragione? C'aveva da ragionare 10 anni fa, quando ti approfittassi di già povera disgraziata. Ma che dici? Ma io non mi ricordo, Non ti ricordi? Io non mi ricordo niente. Non ti ricordi? Ma tutta questa stupidaggine a te, che tu lo dici? Questa stupidaggine? Tu dici? Tu te ne approfittassi di già povera innocente. Giusto. Innocente. Giusto. Ma io ti posso assicurare che è stato come nelle favole. Prima le ho offerto una rosa gialla o rossa, non so qual è. E poi, ma Giacomo, come si chiamava? Ma che saccio, baccalà, come? Ma poi sembra mangiare, pensi? Non è baccalà, si chiama baccarà. Anna, hai sentito? Ecco qua la confessione. Ma che confessione? Prima l'ha conquistato con una rosa rossa e poi ci ha rubato un fiore da purezza. Alto. Disgraziato. Mettiamo le cose in chiaro. Io non saccio niente, né la rosa gialla, né la rosa rossa e manco, come la chiamaste Anna? Il fiore della purezza. Gaspare, che? Vedi che a rosa era rossa e non gialla. Ma mi ricordo benissimo. Aspetta Giacomo, che diceste? c'è? Aspetta un attimo, che chiama Rosalia. Ma che Rosalia? La Rosalia Scinne! Ma vuoi finire? Che cose si stanno cominciando a chiarire. Ma lasciala io Rosalia che già. Allora, che vuoi? tu vedi esiste che a rosa era rossa o non era gialla? Ma tu fai sapere tu? Ma io veramente non l'ho visto mai. Mai l'ho visto, no. E allora come fai a dirlo? Perché morisse Chidda. Ma questa Chidda? Chidda da principessa. Ma questa principessa? Ah, non sa quella principessa? No, ora tu dico io quella principessa. La principessa è quella che non è bellissima come nelle favole. Sì, non ha il diadema in testa e neanche vestiti di broccato. E per tutta la vita, o sacco aspettavo, o principe azzurro. Ma fossi tu, principe azzurro Giacomino! Mai e poi mai avessi immaginato di avere sposato un marito di sangue blu. Ma perché moricisti proprio ora? Non moricisti prima? Rosalia, calmati e lasciami spiegare. Mi calmo. Lasciami spiegare. Senta che se io l'avessi saputo prima, avessimo potuto ir a pigliare un tè
con la regina, a Camilla. Anna Camilla. E con re Carlo. Certo, avessimo potuto praticare tutta la corte di Monte Carlo e avessimo fatto una vita da beautiful. E invece tu, Cristinente, pensa che io se l'avessi saputo, avessi mangiato ogni giorno un panino camutatella. Ma perché non ti piace? Un piatto catippa. Rosalia, calmati. Mi lasci spiegare? No, non devi spiegare. No. E manca avessi mangiato spaghetti agli oli e peperoncino. No, perché io avessi mangiato aragoste, champagne, ostriche e poi come si chiama? Chi vodka? Un caviale, bocca ne sa. Un caviale, invece no, avessi potuto io, avessi scopato, lavato in terra, contato letta, lavato i piatti, ma che avessi fatto, Rosalia? Rosalia, calmati. Rosalia, calmati e lasciami spiegare. Io avessi potuto avere 40 camerieri. 40? E come paga 40 camerieri? Ma avessi pure fatto un maggiordomo. Rosalia, finiscila. Finiscila. Un maggiordomo. Sì, tu dici principe del Storrampisello. Ma finì. Sì. Sai che ti dico? Piglia tutte queste cose e vattene non ti fare dire richiudi l'occhi me, perché non ti voglio più, non ti voglio più. Ehi, tu e no. pigliate i cosi vostri e gli ti vinni. Ma se non mangi di vero? Sì, gli ti vinni. Ma io la dire queste cose? Ma quando mai? Ma perché io devo essere a dire queste cose? No. E allora? Ma si può sapere poi alla fine dei conti come avresti sta grandissima stupidaggine? Ida, che ne sai? Ma tu che sai? Ma che ne sai tu, Maria? Maria sa tutto. E scusa, allora perché lo sai che non guarire con fuoco? Ecco fuori. Allora, io saccio che non fu Giuseppe mio. Il puccio mio, non fu per puccio. Ecco fuori. Saccio che non fu Giuseppe mio. Chi se poco ma sicuro. Sì. Maria! Ehi, Maria! Scusatemi, è Giuseppe meo. Giuseppe Meo. Ah, Giuseppe meo. Dimmi chi è, chi vuoi, moglie, chi vuoi? Senti, dimmi. vedi che non riesci a trovare un certo vasetto che non è scritto. Non è che lo mettiste, si può sapere. Quale? Sangue mio, chi giorni tu ci metti sempre a rosa russa, chi di solito che tu con gambolonno? Sì, core mio, proprio quello, ma non è. Aspetta Giuseppe mio, vai in cucina, la cucina, sotto un lavello la cucina, lava un sportello, c'è lo scaffale e proprio in faccia i mattonelli ci avesse essere questo vasetto. Lo trovaste? Aspetta che ci sta arrivando, aspetta, Leone, grazie tesoro mio, grazie veramente. Va bene, sangue mio, non benissimo com'è gentile Giuseppe mio. Sentiamo. Mi chiamavo pure tesoro. Igio, devo dire la verità, quando ci sono occasioni speciali e aerei fume compleanno. Igio mi regala sempre una rosa rossa. Sì. Sapete, una di chigi con gambo longo, una rosa bacalà. Senti. Aspetta, e di solito Igio, diciamo che quando va in casa di cristiane, che ben imitato, Igio ci porta sempre in casa sta rosa a colommita. Ma esiste una rosa rossa? Sì. Sai chi già con gambo longo, brava. Igio accatta sempre ciuri di qualità. Sapete perché? Perché i risi che fanno un profumo afrodisiaco. Chi dici afrodisiaco? Chi su sì. Come che dicesti tu? Com'era da rosa? Chi da baccarà, chi da costello lungo? Sì, proprio questa. Chi da di baccarà? Chi da di baccarà? Ma
Non è per caso che tra ogni volta tu mi dici annare il tuo marito e la porta sempre a quelli che lo invita in casa Riggia? Sì. Però senti una cosa, io non capisco che ci puoi dire. È una strana coincidenza, mi pare. Ma che poi Ma ti pare che sia una coincidenza? Ho ricevuto una rosa rossa, quella col gambo lungo lungo, una rosa di baccarà, Baccarai! ecco Maurizio! Un'altra cosa resiste. Pensa, rifletti. Chi ti ha visto marito? Rosa. Chi già Gambo lungo. Oh Gesù santissimo mio! Giuseppe! Disgraziato, ma paghi! Giuseppe! Disgraziato, Peppe mio! Non è io, picciotte, hai un vago sospetto, Sì, guarda a me che cose stanno facendo fuori. Mi sembra che in Allora c'è troppi sospetti. Sì, però non da verità, picciotte. Non da verità. Sì, seguiamo a vista da Rosa, troviamo colpevole. Dite che forse Amatassa si sta sprugliando. Sì, picciotte, io mi sento non commissariato di polizia. Tanto investigatrici e commissari in piena investigazione. E manca solo l'interrogatorio di Tezzocrato e i dottori magari. E tutto completato. La verità sta saltando fuori. Sta saltando fuori. Si sta sprugliando. Speriamo. Speriamo che sta saltando fuori. disgraziato! Martini, porco! Martini! Ma perché? Non ho fatto niente! Sti cose mi fai! Martina, ricordati di sti robe, battene in casa! Perché? Maria mia, perché? No, i scarpe no! E a te, pigliati pure a voi! E a chi ci si? Pigliati pure sta rosa russa! No, portacilla, la principessa, a chi ci si mette l'angina al re, porco! Ma non capisco! Abbiamo tutte cose già. Brava Giuseppe! Come ti chiama la tua mogliettina nei momenti intimi e sereni? Chi fare male? Ma mi volete dire che feci? Ma come che fai? Che cosa mi accusate? Senti, 10 anni fa, 10 anni fa, tu ti stinginda a già povera puttinara di Carmela. Ma se danno manco capitava, ma non lo volete dire? Ma non ti rinende? Perché? Non fossi tu che ne riuscì stagnati, che tu 10 anni fa già abitavi in questo condominio. Ma che c'entra? Poi me ne sono andato, venivi, no. O prima amore non ti scorda mai. Primo amore sogno Giuseppe, dire che non c'è delitto perfetto, lascia sempre una traccia e si trova l'assassino. Addirittura l'assassino? Ma che fici? Senti, te lo spiego io. La rosa rossa, quella col gambo lungo a me moglie ci ha regalato. messa dentro il vasetto, stretto e lungo, sotto il lavandino, attappato con i mattonelle. E allora, sai che ti dico? Confessa e non ne parliamo più. Confessare, la rosa di mia moglie. Ma che sono le finite però. Non so. Maria c'è. Calmati, Maria. Aspetta di scordare! Senti qua! Tu, Mattia, ti faccio fare una brutta fine. Sì. E tu, addomandami ora, o perché io ti faccio fare una brutta fine? Maria, ma perché? Addomandami perché ti faccio fare una brutta fine. Ma perché mi devi umiliare cara davanti a tutto condominio? Perché mi devi umiliare? Basta che ti calmi, ti dico tutto quello che vuoi. Però ti calmare. Maria mia, perché mi vuoi fare una brutta fine? Ma vedi che fai domande cretine? Ma vedi che cretina però ci sta domandando e poi. Se prima me la domanda.
Peppe, a domanda mi picchi ti stai fuori in casa. Ancora sta mortificazione davanti a tutti i Peppe, Teresa, domanda mi picchi ti stai fuori in casa. E va bene, basta che ti calmi. Maria, chi mi tasti fuori in casa? A domanda che un cretino ma potevi fare, ma se tu sei un picchi ti stai fuori in casa. Comunque, ora basta. Ora basta. Ora io pretendo di parlare con Carmela. Avrò pure il diritto di difendermi. Peppe, nessuno di che nega i tuoi diritti. Senti una cosa, ora chiamiamo. facciamo sto confronto e la finemo con sto teatrino. Ora chiamiamo Carmela. Nesci, che devo parlare, Carmela. Ancora vita buciare? Chi c'è? Gli altri chiamiamo. Nel momento che ora tu a dire la verità? Esatto. Ma di quale verità parlate? La verità che tu sai. Verità. E tu lo sai, cara Carmela, ci devi dire a tutti noi chi è stato quell'uomo che ti ha dato quei 15 minuti di felicità. Felicità? Ma quale felicità? Di paradiso. E va bene, Carmela, di paradiso. E magari pure con l'angioletti che sbulazzavano in da stanza. E poi ci vuole levare? Sto tizio e ti buttavo sta rosa con gambo longo. Rosa russa. Rosa russa. No. La rosa non era rossa. Ma scusami, Agnati mi aveva detto che era tu sempre russa. Aspetta che va Fare faccio o ne? A prova. Ma chi sarà? Ma faccio venire, Ho parlato sempre del rosa. Che caccia tavola? Rosa. Allora, la rosa era gialla. Gialla. Boh. Il mio è sempre meravigliosamente viva. Rosa gialla. Io ho mai sentito in dovere di rivelare proprio a viaggio le miei più intimi segreti. Perché chi mi avete spallato vi a dire proprio a viaggio la verità? Per quale motivo? Io veramente ho risposto sempre tranquilla, con un sorriso, ma ora sogno stanca e tutto quello che voleva fare era semplicemente ferirvi. Sì, vai a mettere sto dubbio in testa. Come voyage avete feruto a mia in questi 10 anni. Ecco, solo chi voleva Però fare. Carmela, ora siamo a rebissere a capo. Siamo messi a capo e vi potete mettere pure il cuore in pace. Perché io, un nome lo padre di mia figlia Vannina, un me lo dico. No, un me lo dico, a meno che dico non sia proprio lui a volere svelare questo meraviglioso segreto. Vabbè, allora potremmo stare fino a ora della E potete stare tristi quanto volete. Perché mia figlia è lo ramo più fiorito della mia vita e io in nome del padre non ne lo voglio infangare. Non lo voglio infangare e a mia figlia me l'ho cresciuto da sola. Che sapevo. Da sola me l'ho cresciuto e l'ho definito sempre e ancora la voglio difendere, specialmente i viaggi, non avete fatto altro che spallare nasti 10 anni e nessuno stava a permettere di dire che è la figlia del peccato. La vita a finire. E vi voglio fare pure una domanda a secondo voi amare è peccato? No, non è peccato. No, non c'entra nulla. Però di un amore intenso, forte, che ha dato un senso vero alla mia vita.
Oh, buongiorno, gentile condomini. Oh, mamma mia. Sta Sta attento, Coronello. Disse solo io. Ma scusate, ma cosa sono queste masserizie così che intracciano il selciato? Coronello, stiamo facendo cambio di stagione. Sì. I cosi vecchi stanno a diccare e che cari ora, devono chiuso. Ora. Ma a me sembra che questo cambio di stagione lo state facendo Normale. no, come un tornado. Ma è vero che però che noi paghiamo diciamo, il canone per le pulizie? Ah, colonnello, regolarmente, le assicuro. E che oggi, Sì. a stu Curtiglio, c'è stata una pioggia straordinaria. E ancora, colonnello, si prevedono rovesci, temporale. Non ha finito, colonnello, non ha finito ancora. E allora faccio bene diciamo ad affrettarmi perché non ho nemmeno l'ombrello. Comunque io penso che sia anche importante che ve ne procuriate qualcuno anche voi, sì, perché di quello che appunto che prevedo insomma diciamo le piogge saranno veramente abbondanti, è vero? E continueranno. Va bene. Comunque io vado. I miei ossequi, signori. Arrivederci, signori e signore, ossequi anche da parte mia, o forse fosse meglio dire esequie, ma non fa niente, fa lo stesso. Vi saluto, mi ritiro. Mamma? Ditami. Mamma, sei arrivata? Buonasera. Ciao. Mi ritiro nelle mie stanze. Nelle stanze del mio palazzo di 55 metri quadrati con mia figlia e preparo la cena. Mangia stai. Vi saluto. Arrivederci. Niente, sei Senti, Anna mia. Anna Sud. Rosalia, dimmi una cosa. Rosalia muta Oh, picciote me, ma ancora sa durare questa storia, amore. Durerà fino all'eternità e fossi pure dopo, capiste? E come a fare? E ora arricchitevi i vostri troppi e chi ti vieni? Ora ripeti. I divini dureranno poi a chiesa. E senza sbagliare, Vero, no. Caso uno che si scappi Già toi. l'avesse essere mio, però No, non me ne vai, non me ne vai. Arrangiate una cataglia. Basta che non si fanno vedere in casa. Ma chi se ne danno di memoria? Sbaglio forse mutani si può Dove te la cattai a Ella, non è catino. Perché sono garanzia? Rapine. Veramente. C'è la camisa tua. Calario. Scarpa, scudare scarpa. No, caca. Manco canuscino, il robbirino, veramente. Queste cose. No, perché tu va a finire la rena porta chiesa e c'è freddo. Vabbè, Rosalia. Chiesa. Sentite, non avete diritto di parola ora. Rosalia, Anna, venite qua. Volevo tutte in casa di Tommaso, Giacomo. Le mangi morte. Ancora, Una matrimotta, Io solo ce l'ho viva. Ma che fai in casa tua? Ancora casa mia. Vai di vinni, forza. Viva. Rosalia, vieni qua. A salestare. Sai, facciamo. Aspettiamo il capo. Può essere che cangia l'idea. Che cose canciano. Aspetta. Aspetta, che tu hai Picciotti, sapete che facciamo ora tutti i giorni? Se andiamo dall'avvocato e facciamo un bello processo per i separazioni. Però Maria, un avvocato per tutti i giorni. Ma tu veramente cretina, accetta un avvocato per tutti i giorni. Ma sparagnare. È ovvio, tutti sparagnamo. Certo, perché la causa una uguale per tutti. Per separazione per grave colpa coniugale e falsità. Certo. E infedeltà, chi deve essere la prima scritta? Infedeltà. E ipocrisia. Così. E poi picciotti, ci domandiamo pure l'addebito. Ma che sta debito? Andrà poi a mangiare
tu? Ancora? Voglio mangiare il cibo d'orno come fazzone. Vabbè, ci mettiamo pure a merenda. Insomma, l'alimenti, nanna, perché ma sennò come facciamo? Ciao, non avevamo picciolini. Quindi nanna, pagare per mangiare. Tutte cose. E dopodiché, ragazze, saremo belle tre vedove allegre. Vedove. Ancora vivi siamo. Vedove. Arre! Per me non è come se non fosse mai esistito. E per mia figura dei morto e sepolto. Chi tu mio è già una discarica comunale. Già Luise e già quello la Però Maria, mi pare che sono ammazzarli per diventare vedove. Però fa niente. Già lì a cucciolo, colonnello, stavolta presto fici. Che si scandava, che chiù via, penso. Scusate. Prego, Che dici, mi faccio aspettare pure io? Prego, signora, si accomodi. Lo so, a che lo dici? No, per carità, è un piacere, signora. Che bella, sembra Comunque, gentile condomine, io voglio essere sincero con voi. Questo metodo poco ortodosso che io mi sono comportato, come mi sono comportato, non fa parte né del mio modus vivendi né nel mio modus vivendi che? Parola difficile. Vabbè, poi ti spiego. Vabbè, dai, non né parlare. del mio modus operandi. che pallabeddo. Comunque, signori, io oggi non sono andato al cimitero. No, è un mio. Come vedete ho ancora la rosa gialla. Gentilmente, lo può tenere un attimo per favore? Ma se proprio devo. No, se può. Ah sì. La ringrazio per evitare. Per evitare. Io diciamo che ho visto musi duri, dunque mi sono nascosto dietro all'angolo a sentire le vostre conversazioni. Ma non per curiosità, no, perché come dico, come vi ho detto, io vi tratto come di famiglia. E dunque di conseguenza, diciamo, non lo so, ho visto che avete, come se vi fosse giunta, che so, una ferale notizia. Senta colonnello, più che ferale è un funerale. Funerale. Sì, però voglio dire, ma cos'è che vi dà di tante ambasce? Ambasce, tristezze, turbamenti, problemi. Colonnello, a sto punto lei, già usando tutte, so che sta succedendo sto allegro condominio. Guardi signora, allegro mi sembra un eufemismo. Diciamo chiassoso, ecco, chiassoso. Allora ci spiego. Mi dica. Allora, i vire che stai G cristiane e cassettate che stai G? Guardi, il dottore mi ha diagnosticato la cataratta bilaterale, però fortunatamente ancora vedo che mi si para davanti e anche di fianco. Comunque, vabbè, i viri che stai G? Sì. 10 anni fa misero incinta a Calmera conquistandola con una rosa gialla. Ma Dio, scusate, allora bisogna dedurre, diciamo, che la nostra Carmela ha 3 figli, no? No, una sola, Vannina. Vannina, cioè, allora una figlia con 3 padri. Ma no, colonnello. Forse non sono più a corrente, diciamo, dell'evoluzione ginecologica, ma mi sembra una cosa poco fattibile. Non capisco. Ma io ricordo. Aspetta, coronello, ora ce lo spiego io bello, chiaro, pulito. No, ma susete, perché ma se no non lo capisci. Prego signora, prego. Aspetta, mi guarda vicino. Allora, coronello. Sì. Lei sta venendo a che se G? Gliel'ho detto un momento fa, sì. 2 e C. Sì. E allora? Uno di chi se G? Sì. E sicuramente, e dico sicuramente, un padre di Vannina. Ma che dico, perché è così? Ma uno però. Ma c'è lui però. Certo, giustamente, diciamo, bisogna andare a individuare chi ha commesso il fattaggio. Esatto. Però io ci feci capire. Vero colonnello, tanto parole capivo tutte cose. E ora se andiamo tutti in tribunale. Calma signore, calma. Più calma così. No, perché
Ho detto io un momento fa, diciamo che la mia vista è un po' offuscata. Sì. Però io sto notando che le vostre menti sono molto, ma molto più offuscate della mia vista. E le nostre sono appannate. Sì, perché non lo so, questo qui è come un giallo che si può scrivere nelle pagine di, che so, dei libri di Agatha Christie, di Hitchcock. Sì. Comunque con questa voi, che so dire, ricerca così affannosa, avete trascurato alcuni particolari che avrebbero potuto svelare così in maniera molto facile e divanare questa così semplice matassa. Colonnello, dica, per parlare. Se posso. Andiamo a parlare. E allora, indizio numero uno. Io penso che voi vediate sempre, o quasi sempre giornalmente, diciamo Vannina. Finandura passata. Esatto. E come vedete, diciamo, special modo quando torna da scuola c'è lo zainetto firmato, vestiti ingriffati, le scarpette all'ultima moda. Sì, bella, piccinita, bella pulita, pacchiana, bella. Vestita abbastanza. Sì, è vero. È vero, vestita. Per i compleanni, per Natale, non mancano mai regali, è vero? Dice colonnello, i pacchi vanno bene. E allora, e voi pensate, diciamo, che la nostra, chiamiamola Cenerentola, senza offesa, con un modesto, diciamo, stipendio, può mantenere un tenore di vita per la bambina così? Effettivamente. Eppure ci dico una cosa, colonnello. Forse lei non ci crede, ma io certe notte non dormo. Uno perché chiedo ronvolia, che è una cosa che proprio non si può sopportare, pare come grandezza. E l'altra stai sveglia perché mi sfirnicio a pensare e dire come fa sta povera puttanata di Carmela. Chi non ha una lira, questo piccolo stipendio, chi piglia? Come fa a mantenere questa piccinita così, tutta bella, griffata, firmata, bella, tutta bella pulita, pacchianuna, Vero, ragione. Come fa? Signora, guardi, ora io glielo spiego. E così potrà dormire tranquillamente tutte le altre notti. Posso dormire questa cosa? Sempre se chi non mi fa dormire, perché che dormo via? Scusate un attimo. Voi donne, avete notato mai che qualche piccola defiance nelle buste paga che i vostri mariti diciamo vi portano? A dire la verità, colonnello. E che si potrebbero permettere, diciamo, il mantenimento di un tenore di vita così per la bambina? Ragione, però io ci posso dire che Giuseppe mio tinto è tutto quello che volete, così, però io tutti i soldi che varagna li metti nella busta, li chiudi e me la porta chiusa. E mio marito ci ha messo a provare a buttare ma busta paga già petta. Colonnello, Mi dica. oltre a essere mogli, siamo pure delle efficienti segretarie. E non ci sfugge neanche un piccolo particolare. E questo mi fa piacere. E poi, colonnello, la cassaforte mia cacciala. Colonnello, questa cassaforte i non ce le posso infilare solo io. Da oggi in poi non più. Perché che ci cambia combinazione? Cambio tutto e cambio pure a te. A mia? Non stavo andando come a me. Sì, tu ti aspetti. Qualche uno che non fulia lacciù. Sicuro. Comunque, signore, questi sono fattori tra marito e moglie. A me non interessa. No, per carità, che c'è, il tempo c'è. Piove. Non piove. E allora, indizio numero 2. Un momento fa c'è stata una persona che ha detto che diciamo, hanno conquistato Carmela con una rosa gialla. Io. Sì.
Ma scusare colonnello, con tutto il rispetto per sua moglie, ma io quando si parla di rose gialle, non lo so, mi viene una sorta di allergia. Di allergia. Ma scusare, colonnello, per carità. Ci sia fuggio andura, ci dissera così, che la conquistarono con una cosa, con una rosa. Scusate, ma avete notato mai qualcuno qua che ha una tradizione per le rose gialle? Qualche dubbio mi sta cominciando a venire. Rose gialle come questa? È vero Rosalia, vero Un dubbio mi sta venendo ora, ieri che stamattina? Sta venendo un dubbio. E indizio numero 3. Indizio numero 3. Penso, è da tempo che io sto qua, no? E vi ricordate come mi chiamo, no? Ma c'è Giovanni. Scusate, ma la bambina della nostra portinaia come si chiama? Vannina. Il diminutivo di Giovanni. Maria stamattina ne parlavamo che insomma 70 anni ma io dico, ma ci voleva sai a capire? Certo, se che tu non hai capito proprio prima, non capisci niente di tutte queste cose. Scusate un attimo, Picciotte, io ho l'impressione che il colonnello una conta giusta e vuole accomigliare a qualcuno regnate. Ma come si fa a 80 anni? Come si permette lei a dire io non dico bugie? Le dico bacci, io non dico bugie. Zitto, puttana della miseria, zitto, e chiudi di sta carigione che hai, zitto, ti faccio presente. Ma come fici, oggi pensate prima, stamattina ti abbiamo non ci arrivai. Ma ti faccio presente, colonnello, 10 anni fa, una via 70. E allora? E mio caro, a 70 anni si fa. Vedete che mio padre, quando a mia, ha 70 anni, buon'anima. Si chiede padre vecchio, è toccata mia. Dicono che era uno è più intelligente figlio di padre vecchio, ma io mi pare no. Ma vedi, colonnello, ma è l'eccezione. Colonnello, ma scusare. Prego, visto e considerato che lei era già viduto da 5 anni, insomma, sua moglie morse 15 anni fa, non si poteva maritare. Vabbè, ero vecchio un samaritano, colonnello, aspettavo. Signora, io gliel'ho chiesto tantissime volte e lei non l'ha mai voluto e ancora non so il perché. Ma ci avessi un bicchiere, colonnello mio. Ancora non so il perché. Avanti picciotte, un gioco di loca finito. I tombi si scomigliano. La valigia. Allora, facciamo pace. Facciamo pace. E picciotte, per cui te sia senza accattare, scangiare rose russe. Non esiste Giuseppe, fiorellini di campo. Opere di bene. Giuseppe, dimmi. senti qua, Giuseppe mio. Stasera mettiamo a borsa dell'acqua caura, no, droga, così si scongela il cannolo e stasera va bene. Però un favore me la fare. Prima un piatto di pasta me l'ha preparato. Ti faccio pure l'uovo fatto. Va bene. C'hai bisogno. Una carbonara. Va mangia. Menica te la porto io sta mossa, dai, che chi tu è troppo pesante. Non ci sia niente, te l'hai detto 100 volte, io dai mela, Nix. Però Gaspar mio, io di tutta sta cosa non ne capivi niente. Anna, ma tu non hai capito mai niente, per la tua monina, Rosalia, ti va via ritto io che sono innocente fino a prova contraria. E ora voglio pagare i danni materiali e morali. Tutto ti pago. Tutto. Intanto passami davanti perché stasera una rangaffittiera di 24 tazze e poi il radio a tutto volume, si canta e si suona. Cammina, passami davanti che parla di finire. Cammina.
Sì, signori. Vedete quando il cuore è offeso, che ci sono delle offese e non si trovano delle valide motivazioni nelle cose, può succedere una guerra, come stava succedendo in questo condominio. Fortunatamente. Carmela, ma perché non hai mai voluto? Perché non hai mai voluto? Perché Giovanni? Ora ti lo spiego, Giovanni. Giovanni, io ho inteso sempre commenti, insinuazioni su donne più giovani che si mettevano con gente matura, ma solo per accaparrarceli bene. Ma tu non sei questo tipo, scusami. Per situazioni economiche, ma ci sono, Giovanni. Chi sono nera per mia? E tu l'hai sempre saputo. E poi ti immagini questa maternità rubata e sicuramente non legale. Ti immagini quanta malignità. No, chi se ne l'avesse potuto proprio sopportare. Questo sì. Tu mi regalassi 2 cose bellissime, Giovanni. Prima, sta rosa. Questa ancora quella è? Sì, Giovanni. Io l'hai salvato e per mia è sempre viva. E poi mi regalasti a Vannina. Anche tu avevi fatto questo regalo a me. E me l'hai fatto bastare, a così come mi bastava di passare qua ogni giorno del suo cortiglio. Me l'hai fatto bastare per tutti questi anni. Signori miei, l'amore è una tossicodipendenza dell'anima che stringe le persone come 2 castagni dentro all'orriccio e le spine la difendono da qualsiasi malignità, da qualsiasi interferenza. Io spero che magari una volta nella vita l'avete provato so che è l'amore. L'amore è come una clessidra, è vero. Ti sbacanta la testa, ma ti inchi completamente il cuore. Sei una donna stupenda, sei. Finalmente, cara Carmela, abbiamo scritto l'ultima pagina del nostro libro, che per la stesura ci sono voluti ben 10 anni, ma comunque. E ora permetti che questo principe accompagni la sua principessa nella sua magione. Ormai Cenerentola è diventato principessa, ma ti giuro, hai un cuore che mi batte forte come un giorno lontano, e quindi non mi resta che accettare questo delizioso invito. Ora, Giovanni, finalmente, dopo tanta umiliazione, posso volare in capo su sciampalato condominio e arrivare da sopra fino al cielo. Ma è semplicemente una mansarda, non è altro. Sì, è una mansarda. Ma una mansarda che mi permetterà di guardare dall'alto in basso tutte le miserie di questo piccolo mondo bugiardo. Aspetta, Giovanni. Aspetta. Ancora devo aspettare. Ma mi ne scudiamo la cosa più importante che avevo. No, è vero, hai ragione, vai. Vannina. Mamma, che Vita c'è? mia. Andiamo. Dove? E poi te lo spiego.
La notte è scura e no, non mi perdo, come un'armuzza in pena vai cercando le tue bellezze che fecero danno e fai toccare forno e non capisci niente, la testa è sempre china di pensare, senza l'occhiato tuo non posso stare, lo cuore batte forte se tu mi rapi porte, di questo paradiso la Qua. Aprilo. Personaggi ed interpreti: Anna Caterina Carta, Gaspare Enzo Gervasi, Rosalia Angela Certa, Giacomo Giacalone, Maria Pina Corso, Giuseppe Antonio Dalia, Carmela Angela Ingoglia, Colonnello Salvatore Mazzeo, Vannina Giulia Giacalone, Trucco e parrucco Giusy Margagliotti, effetti sonori Nino Barraco, scenografie Gianni Valenti, Enzo Gervasi, Alfio Ruggirello, Francesco Lombardo, Baldo Manzo. Suggeritrice Michela Ciaravolo. E non dimentichiamo la nostra presentatrice Anna Maria Piombino. Bene, come presidente di questa associazione culturale Piccolo Teatro Siciliano ringrazio tutti voi che siete intervenuti qui, spero che sia stata la commedia di vostro gradimento, e ringrazio soprattutto il presidente della Proloco, il dottore Salvatore Fiorino, che ci ha onorato di invitarci per queste manifestazioni qui a Dattilo, ma volevo anche ringraziare tutti loro che come me si sono dati da fare per poter fare questa rappresentazione, ma un applauso lo dobbiamo fare a voi, voi del pubblico. Grazie ancora a tutti
non vedo il dottore Fiorino. Ah, eccolo, grazie dottore Fiorino, speriamo di poterci rivedere ancora, se vuole, non so, se vuole dire ancora qualcosa, mi fa molto piacere. Dattilo è una bella cittadina, famosa per i vostri cannoli. Ce l'avevo congelato io. E lui ce l'aveva congelato, infatti io cercai di scongelare il cillo. Prego dottore. Grazie Pina, con Pina ci conosciamo da una vita, anche perché dipendenti della stessa struttura sanitaria, e quindi poi Giacomo, è chiaro, Giacalone, dattolaro, acquisito, ma insomma, quindi da 40 anni, e quindi io non posso altro che ringraziare loro per aver accettato il mio invito, e li ringrazio soprattutto perché hanno dato dimostrazione di un grande talento di attori provetti, però è chiaro che sono molto molto bravi. Quindi io già annuncio questa sera che non era mia intenzione, ma lo faccio, ve lo dico già in anteprima, ho intenzione di far, anche bisticciando con la direzione della Proloco, di indire un premio per il miglior attore, la migliore commedia, perché mi sembra doveroso, avendo noi un trittico di commedie che andremo a fare quest'anno. Quindi spero che anche voi partecipate. La giuria ve la rappresenterò l'ultima sera che faremo l'ultima commedia. Ok? Grazie a voi per avermi dato il piacere di avervi qua a Dattilo. Grazie a tutti, buona serata e arrivederci, alla prossima.